È preciso dovere di un parlamentare chiedere spiegazioni al governo su questioni inquietanti e per certi aspetti misteriose, perché dopo questo gran patato che c'è stato qualche mese fa su questo recupero, poi è calato un totale silenzio stampa sulle modalità, sui perché di questa operazione. Intanto 10 milioni di euro sono una cifra straordinariamente alta, è stato fatto un appalto, come, con chi, con quali procedure e poi per quali finalità. Il Presidente del Consiglio ha detto per dare una degna sepoltura alle povere vittime dell'affondamento di quel barcone, ma sono stati più di 10.000 le persone che hanno perso la vita in naufragi e molte sono ancora prigioniere degli scafi. Questo vale per tutti o vale solo per loro? Ma viceversa altri hanno detto no, l'operazione viene fatta per identificare i corpi col DNA, con le radiografie che sono arrivate dall'Africa, quindi si prospetta una situazione nella quale oltre che giustamente soccorrere i vivi, si arriva anche a dover identificare le persone che sono decedute, creando aspettative in tutto il mondo, ma poi in questi giorni sono emerse altre questioni inquietanti. La Capitaneria di Porto ha sospeso le ricerche di un comandante di un peschereccio dopo pochi giorni, giustificando il fatto di non avere risorse, di non avere fondi per ricercarlo, con le proteste degli armatori siciliani e dei familiari, ma ancora i vigili del fuoco. Alcuni sindacati hanno protestato per le condizioni inumane in cui devono operare in una situazione veramente, quello che si è trovato in quella nave inquietante, ma forse non era meglio, come sempre è stata una tradizione del mare e dei marinai, che le navi fossero le tombe dei naufraghi e dei marinai, invece che comportare situazioni nelle quali io credo ci sia un grande imbarazzo anche da chi la proposta, perché non si capiscono più le finalità e non si capisce neanche come vada a finire questa operazione. Quindi credo che sia più che legittimo porsi questi interrogativi e credo che il governo, che ha impegnato il Parlamento la scorsa settimana per la cessione di 10 strumenti musicali alla Somalia, un'ora e mezza di discussione, forse sarà bene che venga anche in Parlamento a riferire e a spiegare ai parlamentari e agli italiani che cosa voglia dire questa operazione, soprattutto nel momento, vedi 20.000 o altre situazioni in cui le risorse proprio per soccorrere gli emigranti sono assolutamente necessarie e indispensabili, e addirittura ogni giorno giustamente chiediamo anche l'aiuto dell'Europa per far fronte al flusso migratorio.